Creme, emulsioni, bagnoschiuma, shampoo, ma anche profumi, lozioni, gel, saponi di bellezza e deodoranti. Sono i prodotti cosmetici sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso. All'interno avevano una sostanza cancerogena, prodotti non conformi agli standard di sicurezza dell'Unione Europea, merce che i cittadini potevano trovare negli scaffali dei negozi. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno passato a setaccio gli esercizi commerciali nei comuni di Mogliano Veneto, Paese, Preganziò, Spresiano e Treviso. Il nostro intervento ha permesso di sottoporre a sequestro oltre 17.000 prodotti cosmetici realizzati con l'utilizzo di una sostanza vietata a livello comunitario dal 1° marzo del 2022. Il nome di questa sostanza è butilfenilmetilpropinal, che è conosciuta meglio a livello commerciale con il nome di Lilial. Si tratta di una sostanza cancerogena che dunque è dannosa per la salute umana. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati e tolti dal mercato si aggira sui 52.000 euro. La Procura della Repubblica ha convalidato i sequestri probatori d'urgenza dei finanzieri e ha ordinato la distruzione dei cosmetici. L'attività delle Fiamme Gialle ha avuto il fine di tutelare la salute dei consumatori a fronte della pericolosità di determinate categorie di prodotti. L'appello della finanza. Nel caso in cui un consumatore trovi questa sostanza nociva sui prodotti cosmetici, non deve ovviamente più utilizzare il prodotto. Nel caso in cui invece compri ancora cosmetici che contengono questa sostanza, è bene subito inoltrare una segnalazione al numero di pubblica utilità 117. Insomma, è fondamentale controllare le etichette dei prodotti per l'igiene e la bellezza anche di noti marchi nazionali e internazionali e verificare la presenza di questa sostanza conosciuta come Lilial. In questi casi è bene fare immediatamente una segnalazione. I controlli a tutela del mercato dei beni da parte della Guardia di Finanza, che dunque interviene a tutela dei consumatori, sono costanti e sono finalizzati a dare un'adeguata informazione alla platea dei consumatori.